alle genti terremotate del centro Italia. L'Associazione Nazionale dei Paracadutisti d'Italia, la prima zona, inizia ancora a sfilare l'orgoglio dei paracadutisti, l'orgoglio di quel gladio portato con onore, portato con quel senso di rispetto e altrettanto con quella forza e con quel coraggio che gli fa gridare "me ne frego". La sezione di Genova, sappiamo quanto colpita, quanto oggi presente nei palinsesti e nelle notizie dei nostri tele e radiogiornali. La sezione di Genova che non si piega e non si fiacca. La sezione di Genova orgogliosa della propria appartenenza e della propria storia, di città che tanto ha dato anche per il mantenimento delle ragioni democratiche della nostra Italia nel corso degli anni 70 e all'inizio degli anni 80, quando il terrorismo cercava di attecchire proprio tra la gente e i lavoratori della città di Genova. Indimenticabili uomini di coraggio, e questi altrettanto indimenticati e indimenticabili paracadutisti che oggi sfilano orgogliosamente in questo viale della vittoria per ricordare i 100 anni dalla vittoria, per ricordare gli Arditi d'Italia, per ricordare Alessandro Tandura, primo paracadutista militare della storia, medaglia d'oro della città di Vittorio Veneto, orgoglio dei vittoriesi, dei trevigiani e dei veneti. Ecco le radici, ecco la memoria, ecco il perché essere qua oggi. Ecco il perché aver scelto la